passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera a tutti, amici di Giallo Radio Club. Questa volta andiamo un po' lontano nel passato per affrontare un caso che è stato chiuso come incidente, ma in realtà, probabilmente incidente non è stato. Perlomeno questo è quello che crede, l'ospite che avremo qui. Questa volta quindi andiamo nel 2001, per chi ha la Visual Radio, può notare delle immagini che ricordano un personaggio molto noto di cui parliamo, ovvero la contessa Vacca Agusta. Ricordatevi, quindi oggi parliamo di questo giallo, telefonate allo 0292947222 o WhatsApp 340 670 9659 se avete magari dei ricordi legati a quei giorni o, se volete insomma darci un parere. Avremo ospite qui con noi, anzi l'abbiamo qui, ospite telefonica, Annetta Riccobaldi che, un ex insegnante di proprio della zona insomma del Golfo del Tigullio che, fu, collaboratrice, diciamo chef in particolare a Villa Altachiara, la famosa Villa Altachiara di Portofino, dal '91 al 2001 e che ha scritto un libro dedicato proprio alla contessa Agusta, uscito, qualche anno fa, di cui ha fatto una riedizione. Buonasera Annetta. Buonasera, buonasera. La ringrazio di insomma essere con noi, ancora una volta. Vabbè, Grazie a voi. affrontiamo insomma questo che, di fatto possiamo dire che è un giallo, quello della morte della contessa Francesca Vacca Agusta. Direi proprio di sì, Mh. è un giallo. È un Al giallo perché la verità secondo me non è ancora uscita. Perché la verità non è ancora uscita. Allora ricordiamo un attimo i fatti proprio. Siamo quindi l'8 gennaio del 2001, una serata Sì. fredda, in cui fredda e umida, in cui il vento sferza, possiamo così dire, le coste alte del Golfo del Tigullio, in particolare proprio lo strapiombo su Villa Altachiara. Questa Villa Altachiara che oggi, mi sembra che sia stata acquistata da un famosissimo calciatore, giusto? Ma io di un calciatore non Sì, ne ho io avevo sentito letto parlare. Eto'o, poi non so se ha formalizzato l'acquisto o era solo un interesse che aveva. Comunque Ma è un sembra che sia andata in mano a un russo, poi quindi Eto'o probabilmente ha cambiato idea. sì, Ecco. però Però è lì la villa insomma, per chi ha il piacere di frequentare quei luoghi o ha avuto la possibilità, come me per esempio ultimamente, di aver fatto una specie di mini crociera, diciamo, sulla costa, la villa è ancora lì. E devo dire la verità, Annetta, per me ci sono cioè se ci fosse ancora viva il nostro faro Agatha Christie, il faro di tutti i giallisti, sicuramente, un giallo proprio in quella villa l'avrebbe ambientato anche lei. Di sicuro, diciamo, in quella villa quella sera c'erano più persone e possiamo dire alla Agatha Christie, anzi alla Hercule Poirot a questo punto, che tutte erano sospettate. Ma, torniamo un attimo indietro. Quando tu, Annetta, arrivi a Villa Altachiara e come? Ma io arrivo a Villa Altachiara nel '91 Mh. e, ma sono arrivata lì un po' per Per caso, caso. diciamo, no? Sì, per un passaparola, ecco, Perché tu un passaparola. non eri una chef professionista sicuramente, Ma no, però ma no. facevi tutt'altro, facevi Ma no, l'insegnante. era una cosa molto semplice, Sì, cioè, cercavano una persona che sapesse cucinare ecco. le specialità liguri. Allora, Eh beh, poi però nell'arco degli anni, quindi nell'arco di 10 anni, sono arrivata a cucinare di tutto, non solo la roba eh beh, ligure, eh. certo, Poi certo, è una cer cosa che a me piace, mh. quindi vabbè ho detto: "Ma sì, andiamo". Così mi son divisa tra l'insegnamento e questo lavoro.
Ecco, quindi sei arrivata per caso a questa villa, quando ricordiamo un attimo la contessa Francesca Vacca Agusta, in realtà ex modella che diventa contessa perché sposa un nobile genovese, poi vabbè insomma il matrimonio non va bene, divorzia e a lei rimane la famosa Villa Altachiara. Nel frattempo insomma Francesca ha stretto una relazione sentimentale con un uomo molto più giovane di lei, molto noto alle cronache dell'epoca, ovvero Maurizio Raggio. Tutti ricorderanno, insomma, quelli una certa età come me, chi era Maurizio Raggio. Era un possiamo dire un imprenditore, non so, comunque Sì, diciamo fu coinvolto, ecco, se possiamo così velocemente liquidare la cosa, comunque fu coinvolto nello scandalo di Tangentopoli nel 94, fu addirittura arrestato come sospettato di essere il corriere che trasportava o teneva i soldi presuntamente illeciti di Bettino Craxi, possiamo dire questo, ecco. sì, Poi nelle sì. foto che stiamo mostrando vedremo anche una foto di Raggio con Berlusconi, perché comunque Berlusconi tra l'altro aveva sempre bazzicato Portofino, sappiamo che ancora oggi il figlio di fatto ha una villa a Portofino, anzi ci vive. Sì. Quindi vabbè, questo è il momento in cui arriva Annetta, cioè Francesca Vacca Agusta, donna bellissima, elegante, conosciuta nel jet set internazionale. Vediamo delle foto con Gianni Agnelli, con tutti insomma i personaggi VIP dell'epoca, di un'epoca in cui insomma qui a Milano c'era proprio la Milano da bere, era proprio quell'epoca lì, diciamo pre-Tangentopoli, è legata a quest'uomo molto più giovane di lei. Lei era innamorata di Maurizio Raggio? Ma sì, erano entrambi innamorati, entrambi, si Lui era molto volevano più bene. giovane di lei, giusto? Sì, sì, Mm. sì, 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 E si vedeva, sì, questo lo dici anche sì. tu, no? Quando tu Beh, arrivi alla abbastanza. villa, è un po' Maurizio che tiene le fila del ménage della villa, proprio si occupa lui, giusto? Cioè, Sì, diciamo sì, che lei l'ha sì. un po' caricato di Diciamo questo. che sì, dell'atto burocratico, Sì, sì, dell'organizzazione della casa, delle varie ricorrenze, insomma, sì. un po' tutta l'impalcatura, diciamo, se n'è sempre occupato lui, anche perché Mm, lei era un po' pigra, devo dire, ecco. e non voleva avere, come dire, grattacapi, non voleva affrontare, ecco, delle Mm. situazioni dove invece il signor Raggio era molto in gamba, ecco, era molto in Che gamba. impressione hai avuto della contessa appena l'hai conosciuta? Ma io le posso dire il primo giorno che l'ho Mhm. conosciuta, e ora sapendo di dover incontrare una contessa, io me la immaginavo tutta un'altra Certo. cosa. Cioè immaginavo una donna già di una certa età, ma Eh, non proprio neanche tanto anziana, perché all'epoca cosa aveva? 50, 50, sì, no, meno, meno, meno meno. di 50 anni, Sì, sì. sì, sì. E comunque la immaginavo, chissà, tutta sofisticata, tutta, Sì, cioè, e invece mi son trovata davanti una donna, bella, normalissima. bella, bel Sì, fisico, alta e in linea perfetta certo. e, vestita con una tuta da ginnastica, un po' aderente, ma era una tuta da ginnastica, un paio di ballerine e i capelli tutti un po' arruffati in una codina e basta. Cioè, Beh, son era rimasta così un in po'. casa, possiamo Sì, dire, sì. no? No, lei in casa, a dire il vero, andava più volentieri con l'accappatoio, quel famoso Il famoso, accappatoio che adesso ne poi parleremo, sì, sì, del sì, famoso sì, sì, accappatoio. sì, Però insomma sì, questa è stata la prima impressione. sì, Ehm, esatto. Tu mi hai raccontato insomma che la contessa era un po' capricciosa, un po' intollerante, insomma non aveva un carattere facile, aveva il suo caratterino anche lei, possiamo dire, Diciamo che, la parola giusta, diciamo, istrionica. Era Istrionica. Mh, cambiava continuamente, era una cosa che cioè era difficile riuscire a capirla, perché un giorno era A, l'altro mh, giorno era B. mh. Ecco.
Però tu quindi sei riuscita ad entrare in confidenza, possiamo ma dire. certo, dopo 10 Mh. anni, cioè uno che è lì diventa Certo, uno di casa, no? certo, certo, certo. Sì. Ovvio che Sì, non ti anzi saresti mai ho immaginata anche imma ho anche abitato lì quando lei sì, era andata in Messico per Tangentopoli. sì. Io ho anche abitato lì per forza, c'erano 6 cani, capirà, non si Beh, poteva lasciare una ca lasciare una poi tutto casa il valore che c'era dentro alla villa, ci voleva per forza una persona, mh, che fidata, rimanesse certo, possiamo sì. dire fidata, sì, 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 sì. sì, sì, sì. Ecco, il rapporto con Maurizio qual era? Mi sembra un po' di dipendenza o no? Ma il rapporto di chi? Di lei Sì, con come ti Maurizio? sembrava? Ma, allora, qui Mh, bisogna, specificare bene. Lei era come sanno tutti, era capricciosa, certo. non diciamo spesso incontentabile, Mh. insomma voleva le cose come le voleva lei, era abitudinaria, non tollerava niente di sbagliato, ma niente, niente, perché voglio dire, a volte si può sbagliare qualcosetta, Eh no, beh, ma lei non tollerava non tollerava. Oh mamma mia. neanche un millimetro di sbaglio. Questo con la servitù, con gli amici, con chiunque. Poteva anche essere davanti al Presidente della Repubblica, ma lei, se qualcosa non le andava a genio, la scenata la faceva comunque, ecco. Invece nei confronti di Maurizio Raggio Mh. era, come si può dire, adesso il termine giusto, comunque, mhmm, Dipendente, era un po' un sottomessa po' sottomessa. perché Maurizio Raggio, aveva un carattere molto risoluto. Mh-mh. Lui cercava comunque, devo dire, di accontentarla sempre, Mh-mh. qualsiasi cosa, qualsiasi suo desiderio, lui cercava insomma di farla contenta in ogni modo. Però c'erano magari a volte delle cose che lui non le vedeva come le vedeva lei, quindi lei doveva stare zitta e si faceva come diceva Mh. lui. Ma tutto sommato, Si volevano bene, possiamo ma dire. sì, tutto Mh. sommato la cosa era anche abbastanza accettabile. Ecco, c'è qualcosa che succede poi allora ricordo che, la signora scompare nella notte buia e tempestosa appunto dell'8 gennaio 2001 e viene ritrovato il suo cadavere il 22 gennaio, in, Costa In Azzurra. Francia, sì, sì, In in Costa Costa Azzurra. Azzurra. A Ehm Capivenà, un affare così, ecco sì, sì, vicino a Tolone. sì, sì, vicino a Tolone Sì, e, l'accappatoio viene trovato invece subito dopo, insomma, durante le prime ricerche, alla villa, proprio lì sulla riva, a dello sì, strapiombo, possiamo dire, con sì, una sì, sì. ciabattina. Okay, questo è il quadro di quel fatto. Ma, succede qualcosa mi hai detto più o meno nel '98 così, che cambia un po', la compagine alla villa. Cioè alla villa ormai abitano, altri personaggi. Francesca non è più legata a Maurizio, si sono lasciati, Maurizio, sta un po' via, un po' lì, infatti la notte del 2021 era a Miami lui. Nella villa arrivano in momenti diversi 2 personaggi. Parlaci di questi Sì, 2 personaggi che sono Tirso Chazaro, che era appunto questo messicano, uomo fidato possiamo dire di Maurizio Raggio, che poi si legherà in una relazione sentimentale a Francesca, e Susanna Torretta che sarà un po', amica, dama di compagnia molto più giovane di lei, che si legherà addirittura a Maurizio Raggio. Una specie di triangolo che poi diventa un quadrangolo che non si capisce bene. Certo sì. che questa cosa insomma va un po' a sparigliare tutto e secondo te, secondo la tua opinione, è possibile anche che sia stato poi il
possiamo dire, non l'origine di quello che è successo, però sicuramente, può aver portato a quello che è successo, che è stato chiuso, ricordiamo, dalla procura francese che allora, indagava come, incidente, cioè lei è scivolata e basta ed è caduta, ha battuto la testa cadendo lì dallo strapiombo ed è morta. Ehm, Malgrado ci fosse stata anche un'indagine chiusa che non portò a nulla per omicidio. Allora, Sì. parlaci di questi 2 personaggi e di quello che secondo te, era il rapporto tra di loro insomma, Tirso, Francesca, Susanna, Maurizio. Ma allora, apparentemente era un quartetto che funzionava, nel senso che loro abitavano tutti lì, escluso la Toretta che arrivava alla sera Mh-mh. e poi non lo so, forse andava via. Io non le so dire perché poi noi andavamo a riposarci. Certo. Comunque lei, arrivava sempre verso sera, poi si fermava, poi comunque d'estate erano sempre su in piscina tutti Mh-mh. insieme. Sembrava, cioè, una cosa, ottimale anche per la contessa che comunque non si sentiva sola, e anche perché Raggio era sempre molto impegnato, quindi qualcuno magari che stesse con lei, che la facesse un po' ridere, ci voleva, ecco. Raggio aveva Ehm, incaricato Tirso un po' di, occuparsi di lei? ma, sì, questo è successo nel momento in cui Raggio è Mh. stato arrestato in Sì, Messico. sì. Allora, conoscendo il carattere della contessa, ehm, sapeva benissimo che sarebbe andata in una crisi profondissima. Mh-mh. Quindi lui ha pensato di, mettere, accanto a lei quest'uomo, che tra l'altro era anche un uomo piacente. Sì, l'abbiamo visto e nelle e foto, infatti, sì, 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 era un sì, sì. bell'uomo. Sì, un bell'uomo e oltretutto un uomo sempre con la battuta pronta, Mh-mh. molto divertente, anche con noi ci Mh. faceva ridere, cioè era Questo almeno divertente. all'inizio, perché poi, non era tanto Sì, divertente. sì, sì. Eh. Comunque io dico quello che era, Sì, in casa, sì, ecco. sì. Poi, poi la torretta è arrivata, dunque la torretta è arrivata, quando la suocera di lei, Mh. è stata cacciata, perché prima c'era Ah, la suocera. che era un'amica di Ehm Francesca. sì, sì, la suocera era una donna di Santa Margherita, Mh-mh. si erano conosciuti in boutique perché aveva una boutique e quindi anche lei tutti i giorni era lì e ogni tanto portava la nuora che era la Toretta. Poi la Toretta comunque si è separata dal marito, Mh. ehm e niente, poi la suocera è stata cacciata per motivi personali, no, Sì. e e e lei, la Toretta Mh. è rimasta sì. Praticamente ha frequentato la contessa per 2 anni, no 3 anni, giù di lì, non di più. Ecco, ma la contessa aveva, qualche malumore che tu sappia? Perché si è parlato anche dell'ipotesi del suicidio che però è stata, mi sembra, subito scartata. Che tipo cioè da questo punto di vista secondo te c'erano dei segnali per cui si poteva pensare che magari avesse deciso questo gesto estremo pazzesco, perché insomma quello strapiombo è Ma abbastanza importante. allora, lei il suicidio l'ha tentato diverse volte. Mh. Però, faceva parte sempre dello stesso copione, cioè quello che faceva era tutto un copione unico. Mh. Cioè erano dei Quindi, finti suicidi, diciamo. sì, esatto, era magari, supponiamo che qualche affare, qualcosa, Mh. magari non fosse andato come doveva andare, allora lei andava in crisi, si arrabbiava e vabbè.
e quindi poi magari arrivava al punto Sì, che prendeva sì, dei sì, farmaci, sì. però era furba Mh. perché prendeva questi farmaci, misurati, cioè lei sapeva quanti ne Ah, poteva prendere per non morire. Questo eh, lo dico io, ma certo. guardi, sì, è proprio la verità, nel senso che tutt'al più dormiva per 2 Mh. giorni, ma poi basta, finiva lì. Quindi probabilmente, Ehm diciamo, faceva questi gesti per, Per attirare attirare l'attenzione. l'attenzione, per far capire che lei era la padrona di Sì, 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 casa, sì, 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 sì. per ricevere più coccole possibili. Mh. Era proprio anche una ricerca di coccole, Certo, diciamo, ecco. certo. Sì, Senti, sì, dobbiamo fare 1 minuto proprio di pausa e poi sì, torniamo proprio su sì, ripartiamo da questo. va bene. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese, Ma perché non abbiamo mai prese prima? diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman, Ho chiuso. di Alton Heights, i due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, Vai, uè. uno dei più amati maestri della musica italiana. È la vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare, perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare, cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney presenta Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia a marzo la scelta in mano mia, e quella poi la fiaba si rivela. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve, dal 20 marzo solo al cinema. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci tornati, stiamo raccontando con Annetta Ricobaldi il giallo della morte della contessa Francesca Vacca Agosta, avvenuta l'8 gennaio 2001. Un giallo rimasto, diciamo così, perché è stata chiusa un'inchiesta che è stata chiusa come incidente domestico, un tragico incidente domestico, ho sentito dire al notaio dell'epoca, e che invece per Annetta è qualcosa di molto di più e non sicuramente un suicidio. Senti Annetta, allora, hai parlato di questi tentativi insomma di attirare l'attenzione su di sé che dimostrano la fragilità di questa donna. Una fragilità, tipica di chi poi può essere insomma, alla mercé di personaggi un po' più forti di lei, che possono essere uomini o anche donne, no, Sì. che rapporto c'era con Tirso? Perché, ehm, non è che fossero tutte rose e fiori, no? No, allora, nell'insieme, Tirso faceva tutto quello che voleva lei, qualsiasi cosa era la sua ombra. Mh, Dove era lei, era lui. Lei diceva sempre, lo chiamava Tito: "Tito mi fai questo, Tito fai quell'altro, Tito mh, vai di qua, Tito vai di là", e lui lo faceva. L'unica cosa che, non andava è che, loro uscivano sempre al fine settimana, al sabato sì, diciamo. E finché c'era, Maurizio Raggio tornavano
diciamo normalissimi, tutto bene. Ma quelle volte che erano tante, dove purtroppo Maurizio Raggio non c'era, ecco, si divertivano troppo e arrivavano a casa litigando. Cosa vuol dire si divertivano troppo? Facevano E uso di magari alcol, di facevano sostanze? degli Eh, abusi, sì, di sostanze, alcol, non lo so, insomma arrivavano un po' troppo alterati, ecco. e litigavano, Quindi litigavano, si si picchiavano, picchiavano. lui la picchiava molto forte, e quindi io sono intervenuta tantissime volte diciamo in queste occasioni, queste brutte occasioni. Lei Ehm, ovviamente non ha mai denunciato o non l'ha mai detto a Maurizio? no, Maurizio se ne parlava. Io Ah, mi ricordo che una volta le ho detto: "Ma mh, puoi evitare di andar via, perché qua qualche volta succede qualcosa". eh, E lui diceva: "Ho i miei affari, non posso, devo andare". E poi comunque lo veniva a sapere, per carità. Poi c'era anche la Toretta che riferiva tutto, quindi certo. non dovevo neanche essere io a dirlo. Mh. E niente, purtroppo si verificavano delle liti Furiose, furibonde. furiose, ma Sì. così. C'erano E dei quella sera motivi o lì senza motivi? no, ma avranno avuto i loro motivi. Mh, Lui era geloso, ecco, lui era molto geloso. Lei invece era molto libera, lei si divertiva con tutti, non stava a guardare, cioè, non pensava neanche a quello che faceva. Cioè, sì. lei Quindi era proprio spontanea, mi molto stai dicendo che spontanea. l'omicidio potrebbe anche essere un femminicidio addirittura? Ma, guardi, loro, cioè il tribunale ha dichiarato, Certo. disgrazia, Sì, no, sì, sì, sì. allora per me la disgrazia è accaduta in casa, Mh. ecco, per me. Poi, Adesso spieghiamo perché perché, quali sono le incongruenze. Se no, vogliamo perché mh. no, dica pure, dica Sì, pure. sì, no, dico, se vogliamo considerare la villa a questo punto, torniamo alla nostra Agatha e a Poirot, mh? Sì, E vogliamo sì, considerare la villa la scena del crimine, sì, primaria cosiddetta, no, sì, secondaria può essere lo strapiombo, okay. Quindi, sì. cosa potrebbe essere accaduto con quale dinamica e perché? Allora, quella sera lì io Mh, non c'ero. sì, Io non c'ero e credo che non andavo. però c'erano i Però camerieri c'erano polacchi, gli la coppia di ospiti, camerieri mh, no, allora quella sera lì non c'erano i camerieri, eh, cioè tutti i giardinieri ah sì, e i camerieri erano a Milano per un trasloco. ah, Quindi la villa non era ben custodita quella sera lì, diciamo, ecco. Però c'era sì, una cameriera polacca polacca, che, si occupava anche della cucina, visto che io non c'ero e vabbè. Però, questa cameriera, mi ha riferito un po' tutta la dinamica di di che quella cosa è sera. accaduto. Allora vediamo Sì, gli orari. A una certa ora la contessa chiude o fa chiudere le scuri, giusto, perché lei era abitudinaria, giusto? Diceva sì, che no, la sera la servitù alle prime luci calanti dovevano subito, chiudere tutto. al E ce tramonto. n'erano, di finestre, ce n'erano Immagino, tantissime. ce ne sono. Sì, La vediamo, sì, la villa è enorme. Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Okay, Niente, la cameriera mi ha riferito sì. che litigavano, A che che ora era? siccome che dovevano dunque cos'erano? Le 7 più o Ah, meno, un po' presto, le anche 7 di no, sera. Mh, prima delle 7, perché lei alle 6 e mezza ha chiamato l'avvocato. No, in serata, ecco, ora io non mh. le so dire Ora di esattamente, cena. ma in serata. No, l'ora di cena lì era alle 8 e Ah, okay, mezza. quindi prima di Sì, cena, okay. sì, prima, nella serata. Sì, Ehm
loro litigavano, lei diceva che non vuole andare più in Messico perché dovevano partire, dovevano prenotare Mhm. il viaggio, e quindi lei se l'era presa la Torretta perché la Torretta voleva prenotare, lei non voleva, insomma, battibecchi così. E lei era arrabbiata, molto arrabbiata con tutte e due, Con con tutte e due, Tirso, ecco, Tirso e la Torretta. e Ok, la Torretta. Quindi ci sono state delle litigate, non da ok, poco, mi ha detto non da poco. la cameriera. Mm. E poi lei praticamente a un certo punto ha detto: io vado su e mi vado a fare un bagno, Mm. e gli altri erano giù in uno dei saloni, il salone principale, e dicono di averla vista scendere le scale, prendere la via del giardino attraverso una porta finestra della sala camino, che è Quindi, attigua quindi a porta quel finestra salotto lì. della sala Cammino che era stata però chiusa cioè, prima. Ma di regola doveva essere Di chiusa, regola doveva essere chiusa. ma secondo me era chiusa. Quindi lei avrebbe dovuto aprire questa porta finestra. Così? Io a porta, parlando di porta, Sì, ecco, a porta ho spiegato bene questa cosa. sì. Praticamente la cameriera polacca mi ha Mhm. anche riferito Mm. che non era proprio ubriaca come fanno intendere. Mm. Era Loro un hanno detto po', che era ubriaca o ma sì, l'autopsia ha detto che era ubriaca? mm, L'autopsia, vabbè, cosa dice? vabbè, l'autopsia non c'era più neanche sangue, non Sì, non c'era più c'era più nemmeno niente, il quindi sangue perché ormai era 22, è giusto. sì, sì, Comunque loro dicono ma di averla vista alterata, che usciva da sta porta finestra, andava nel giardino in accappatoio e ciabattine, con e quel freddo sbatteva la porta pazzesco, e finestra. poi va lì e si Allora, butta dallo strapiombo o ecco, scivola. allora io Bah. ho Mm. puntato la mia attenzione su due cose. Perfetto. Primo, sul fatto che lei fosse ubriaca. Mm. Io in 10 anni l'ho vista una volta solo ubriaca. Poi dicevano che aveva bevuto del whisky, ma lei sarebbe scappata a chilometri di distanza. Lei Solo per beveva solo l'odore del champagne, giusto? Sì, lei andava più a champagne. Comunque, lei non ha mai bevuto, e neanche a tavola. A tavola lei beveva acqua Acqua minerale. minerale, figurati. Sì, beveva un po' di champagne, il Cristal, lo beveva praticamente durante le feste, e Sì. lo faceva per essere un po' più, come dire, ecco, divertente, no? Allegra. Sì, Quindi, però, diciamo, secondo lei è non ubriaca. impossibile questa cosa, che Sì. sia andata su per farsi il bagno e si sia messa a bere in camera. Sì, questa è la prima osservazione. Ok. La seconda è la porta finestra. La porta finestra. Io nel libro lo spiego molto bene, Sì. questo passaggio. Allora, la porta finestra è enorme, è una porta finestra di quelle proprio, Pesanti. ecco, Sì. intanto si apriva in tre persiane, Ok. quindi un po' come un libro, non Sì, so ho come capito, ho dire. capito. Sì, Sì. sì. E poi era pesante, non era. Allora, una persona, infatti anche Bruno Vespa diceva, hai ragione, una persona che secondo l'opinione, cioè, secondo Gli gli testimoni. amici, ecco, i testimoni, avrebbe dovuto assumere droga, Sì. sonniferi, Sì. bere dell'alcol forte, Sì. e riuscire anche a aprire questa finestra, e non solo, ma sbatterla. Sì. Quindi No, per te è no, assolutamente impossibile. no, Ma c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Invece sinceramente. cosa potrebbe essere successo secondo te? Perché tu Ma dici che, diciamo, se possiamo parlare, torniamo sempre a Poirot, stiamo facendo delle sì, supposizioni, non vogliamo accusare sì, nessuno.
Sì, Tra l'altro Tirso, poi diremo dov'è, ora, cosa fa, un po', abbiamo pochi minuti, ma qualche minuto sul movente, sì, sì, sulla eredità, lo riserviamo. sì, sì. Ecco, diciamo che invece secondo te potrebbe essere accaduto tutto in un'altra camera. Ma certamente. Quale camera? La disgrazia, secondo me, è proprio accaduta in una delle camere ospiti, in Al una piano di delle camere sopra? ospiti. Sì, di sopra. C'è un'ala della casa enorme che è Sì, stile vittoriano, quindi è sì, molto imponente, no? Ecco, c'è tutto un corridoio, mh, anche un po' lugubre, devo dire, mh, che porta a tre camere camere ospiti, e ospiti. una più bella dell'altra, Mh. che vanno poi vanno sul giardino che è dietro alla casa. Mh. Quindi Ecco, il lì giardino nel quale peraltro non c'erano telecamere, anche se poi no, non funzionavano assolutamente, manco in quello assolutamente. e il giardino collegato a quello strapiombo, possiamo dire. Sì, sì, Eh, esatto. C'è una okay, scaletta da scendere e sei subito sullo strapiombo. proprio nel punto dove lei, sarebbe andata a precipitare. Mh. Comunque, secondo me, la litigata è deteriorata. Questa volta, è stata picchiata Più un po' più selvaggiamente. forte. Supponiamo che si sia rotto il collo, che ne so, Può qualcosa essere. che non ha a che fare col sangue, Sanguinamento, diciamo. perché non fu Ecco. trovato, ma Eh, fu fatto un sopralluogo comunque nella villa, immagino, sì, dai sì, carabinieri. sì, Okay. sì. Mh. E poi da lì a portarla giù sono 5 secondi, Sì, ecco. sì, sì, ho capito. Poi un'altra cosa che, spiego bene nel libro. L'unica volta che io l'ho vista, alterata dall'alcol, Mh-mh. proprio l'unica, lei era, in accappatoio, aveva delle Ciabatte. ciabattine di spugna, ma sono quelle proprio Sì, quelle de che che ti sono danno nelle beauty leggerissime. farm. Sì. Sì, esatto, son Negli proprio alberghi. leggerissime, sì. E, cosa succedeva? Che non riusciva a camminare, cioè praticamente camminava coi piedi in dentro, tutta barcollante e perdeva continuamente queste ciabattine. Cercava di rimettersele poi di nuovo, Ed era questa aveva ciabatta che è che stata stare. trovata, giusto? Ecco, allora io dico una cosa, ma se era alterata quella volta lì non le ha perse, Mh. perché da sopra, dove lei ha detto che era, è sceso uno scalone e poi è uscita, non le ha perse. Già quello non va bene. Poi, salire su quel muretto per buttarsi Ecco, giù, sì, vediamo nella foto, vedete adesso si vede eh, una foto in cui la contessa è appoggiata ad un muretto ed è proprio quello il muretto che avrebbe dovuto scavalcare con 'ste ciabattine in sì, accappatoio, sì, alterata, per alterata poi scivolare e e cadere. le ciabattine sono andate dietro di lei, non le ha perse, neanche in quel Un po' momento in strano, cui ha un po' strano. scavalcato il muretto. Senti Annetta, ma tu tutte questi dubbi li hai espressi a agli inquirenti? Sì, io Eh, ne ho parlato coi i carabinieri di sì. allora, di Eh. quell'epoca, ecco. E hanno ascoltato, hanno scritto quello Sì, che ho detto, tutte le mie sì. perplessità e basta, han fatto il verbale. Eh. Poi mi ha chiamato Margherita Ravera, Mh. il PM, Sì. e il PM non m'ha lasciato parlare. Ah. Ma un PM che ti chiama per sapere qualcosa, niente. Voleva solo sapere chi sono io, cosa facevo io, cosa ho fatto alla villa, se mi pagava, se non mi pagava, basta. Sì, perché Tutto voleva lì. sapere se tu volevi vendicarti raccontando 'ste sì. Ma non lo so, Mh. non lo so. Senti, ma invece quale può essere stato allora, a parte mettiamo che, diciamo gli scenari possono essere un preterintenzionale, quindi magari non voleva, ma alla fine è caduta, oppure Sì, uno un volontario. E in questo sì. caso diciamo che dietro c'è una questione interessante ereditaria. Ma certo, ma Eh. certo.
Beh, Tirso Chi sapeva aveva che interesse, ereditava insomma, chi aveva interesse che ah, la Francesca morisse? l'interesse era più del signor Tirso, che ereditava tutto, era Perché erede lei l'aveva universale come nominato dire. erede universale. Sì, Quindi con eh, l'ennesimo testamento. Poi però eh, lei aveva, nel suo salotto privato mh, hanno trovato un un block testamento notice che lei l'aveva sempre dietro, e dove aveva scritto le ultime volontà, in cui dove cambiava questa lasciava. cosa, non era più solo Tirso, giusto? Sì, esatto, Eh, praticamente veniva fuori, anche l'eredità al fratello, ai nipoti, eh, giusto. però Mh, non era valido perché l'ultima pagina non è mai stata trovata, cioè l'ultima pagina dove appare la firma. Eh, strano, strano. eh, Ma chi sì, e invece chi eredita alla fine? Non è Tirso poi che eredita. ma alla fine ha ereditato Tirso, Ah, però io so che si sono messi d'accordo, lui e mh, Raggio, mh, e Tirso ha lasciato la villa a Raggio, e però ha avuto dei soldi, mh, in cambio di parecchi soldi, sì, 3.000.000 €. parecchi soldi, sì, Lui Tirso adesso sì, vive in Arizona, giusto, si è sì, sposato. Mh. sì, sì, E lui cosa sì, lo so. tu ci hai mai parlato dopo che hai iniziato ad esternare questi tuoi dubbi? Con Raggio, con Tirso, con la Torretta? No, 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 io non li ho più visti. E loro non ti hanno mai cercato pur sapendo che tu hai N esternato anche pubblicamente questi dubbi? No, no, Mh. si vede che, Hanno interesse a tenere ecco, con me hanno interesse a non sì, a starsene buoni, non ecco, hanno esporsi. interesse. Secondo me hanno interesse a starsene buoni perché posso rivelare altre cose che non ho mai detto neanche in famiglia. Oh Cioè mamma mia, oh mamma mia, adesso veramente qui no. si fa cioè altro che Volendo, Agatha se io Christie. volessi, Eh. potrei rivelare altre cose, ma non le voglio rivelare, che non c'entrano niente, Sì, sì, ho capito, ho capito. col fattaccio lì, Col no, fattaccio. per Senti, ma carità. ecco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere prima di chiudere, poi magari ci torneremo su questa storia, perché so che Sì, comunque è stato coinvolto anche un criminologo. A questo punto la tua speranza è che siano i nipoti ad avere interesse a voler riaprire, perché si può sempre riaprire un caso, l'abbiamo visto ma in io ho questi giorni, anche parlato, dopo 30 anni si può riaprire, allora il famosissimo Davide Sì, Cannella, sì, il quale m'ha fatto un'intervista sì, simile a sì, questa, e che sono diventata amica, sì, ecco, ci vediamo abbastanza sì. spesso. Allora, Davide Davide Cannella voleva a tutti i costi riaprire il caso. Eh sì. Diceva: "Questo caso mi ispira, lo voglio riaprire". Io allora mi hanno consigliato di, chiedere al fratello Certo, se si certo, può, perché sono i ma il nipoti il fratello e fratello i nipoti. il fratello mi ha risposto solo: "Io c'ho messo una pietra Eh sì, sopra". eh sì. Mh. Benché non abbiano ereditato nulla, giusto? Nulla, Nulla. T neanche un Tra euro, l'altro son niente. spariti i gioielli, giusto? C'è anche questo Sì, giallo nel sì, giallo. sì, 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 Ma, i gioielli saranno stati per milioni, milioni di euro. sì. Poi c'è la Pazzes Casa del Messico che però, quella è grandissima, mh, è proprio un fazenda. podere, una cosa io ci son stata, Ah, bellissima. Ehm, quella lì, si era già raggio, intestata raggio. Maurizio Mh. Raggio, e quindi, è rimasta a lui, ecco. Poi Insomma adesso però Maurizio Raggio ho ovviamente sentito che vuole candidarsi a sindaco, non so in quale comune, se a sì, Portofino lì sì, a vicino. Portofino, a A Portofino. Portofino, beh direi Sì, che ci sì. sta, Sì, Sarebbe sì, perfetto. ci sta, La sì. perfetta conclusione di Ma questa storia. certo, ma certo. È l'Italia, è proprio una storia italiana questa. Ecco, l'ultima cosa Sì, che ti voglio chiedere è questa: sì. ehm, cosa hai provato quando hai sentito quello che è successo alla contessa? Cioè a livello umano proprio. Ma io, subito non ci credevo che fosse sparita. È sparita la contessa Augusta, la stanno cercando.
Questa era la prima notizia. Certo, E io certo. mi sono messa a ridere perché Avrà lei fatto uno l'ha fatto scherzo. tante volte, ma lei amava, quando Ah. era di buon umore, lei amava scherzare e si nascondeva facilmente, cioè era divertente. Comunque secondo me è molto, Sì, molto interessante questo personaggio. ma sì, Proprio tanto lei, interessante. molto interessante. Sì, sì, ma Infatti nel libro sì, la sì, descrivo, certo, certo, dalla certo. testa ai piedi, E beh, ecco. infatti il libro si chiama Contessa Agusta, quindi Sì, sì, sì. E quindi io li quindi non ci poi credo. ci E sono quando hai rimasta saputo che male. l'avevano trovata morta? Ma, io ci son rimasta malissimo, ovviamente, però poi è subentrata un'altra cosa. Il fatto che molti giornali, ora io non è per carità, non ce l'ho coi giornalisti, con voi No, giornalisti, anzi. assolutamente no. Anzi, ho trovato dei giornalisti molto in gamba, molto accoglienti, eccetera, eccetera. Ma alcuni giornalisti, alcuni, oddio, erano la descrivevano come una donna un Frivola. po' stupida, un po' frivola, Mh, un po' troppo drogata, cioè è una vero. cosa che non era lei. Ecco, infatti nel libro lo dico, ho scritto il libro per far capire Bello. com'era veramente questa contessa. Bello, molto Perché quello interessante. che mi è dispiaciuto è che purtroppo l'hanno dipinta come lei non era, ecco. E questa diciamo questa fine che le hanno appioppato addosso, cioè di un incidente perché era troppo ubriaca, alla fine, è stato un po' comodo, no, un po' frettoloso, un po' comodo per Sì, chiudere un sì, cerchio. sì, 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 sì. Per fortuna No, insomma. sì, è stata la decisione, la più spicciativa, ecco, Mh, ma, non ci sono andati molto a fondo. Per no. quanto i RIS di Parma hanno Sì. lavorato, han fatto di tutto, Mh. quello sì. Ma d'altronde Però se nella villa hanno trovato impronte, di Tirso o di Susanna o di Raggio è normale, loro vivevano lì. è certo che è Non è normale, che è normalissimo, normalissimo. e poi il fatto comunque di trovare un cadavere così in avanzato stato di decomposizione ovviamente, perché sono passati 22 Sì, giorni che pa nell'acqua, non ha è un cadavere che parla poco. parla poco, purtroppo sì. Sì, Sì, forse se sì. l'avessero trovata prima, però le Sì. correnti probabilmente l'hanno trasportata perché ci furono delle ricerche molto importanti, ricordo, imponenti, però, Sì. il mare ha fatto Ma il il mare suo sì, corso. allora chi cade in mare nelle zone del Levante, Mh-mh. anche da Spezia in poi, Sì, va a finire in Francia, sì, perché la la corrente corrente spinge spinge verso là. verso la Sì. va bene. Senti Annetta, noi ti ringraziamo davvero tantissimo per Ci questa tua mancherebbe. testimonianza e magari chissà un Sì. domani ci torneremo su questa storia, magari, se riapriranno il caso vediamo Sì, insomma, sì, se sì, Maurizio sì, sì. Raggio o, Susanna Torretta, Tirso non penso perché è in Arizona, non penso mi ascolti, Sì, vogliono intervenire, vogliono dire qualcosa, vogliono dare una loro testimonianza, noi siamo qui. Radio Libertà. ma Vi ho dato certo, i numeri certo. 0292947222, 340 670 9659, io sono Laura Marinaro e ci trovate. Grazie tantissimo e Grazie insomma anche a voi. alla prossima, magari ci vediamo a Portofino. Va bene, va Ciao, bene. buona giornata. Altrettanto, arrivederci. Al prossimo giallo. Avete ascoltato Giallo Radio Club.